nel 1967, quando hanno pensato di far diventare lo spazio in Latte Busche, far diventare qualcosa di diverso e più importante, si sono ispirati al punto vendita che c'era in Friuli della Torvis. Poi quando è partito l'idea era comunque la stessa, cioè la nostra azienda, la nostra cooperativa aveva intorno a 100 quintali di latte. Stavamo pensando di diminuire la produzione di tareggio, che facevamo per conto, del provolone che facevamo per Auricchio, e quindi c'era la necessità di vendere un po' di più. Andando a vedere la delibera si dice affinché oltre a quello che portano via i soci produttori ci sia qualcun altro in più che acquista. Ecco, sicuramente in quel momento non c'era la capacità di capire cosa sarebbe successo, perché il primo Bar Bianco è stata la prima grande operazione di marketing che Latte Busche abbia mai fatto. Il contatto con i consumatori, il lancio di nuovi prodotti, cosa ha provocato nei consumatori tradizionali e non, l'abbiamo capito nel momento in cui siamo usciti dalla nostra provincia. Nella direttrice Treviso-Venezia non è stato facile, perché non è mai niente di facile, però è stato molto più agevole vendere i nostri prodotti rispetto per esempio alla direttrice di traffico turistico che va da Padova su in Asiago, e nel Vicentino abbiamo fatto molta fatica. Visto come era andato questo esperimento, evidentemente l'abbiamo clonato tutte le volte che abbiamo fatto una fusione, cercando di trasformare gli spazi in Bar Bianco, e credo che l'operazione sia andata ben oltre le aspettative. Credo che in questo senso la certezza dell'origine della materia prima, la qualità dei prodotti, l'innovazione nella produzione e quindi in quello che abbiamo esitato poi al consumo, insieme alle capacità dei nostri collaboratori dietro il banco, siano state la chiave di volta per la crescita di Latte Busche. Allora, per dare una dimensione, oggi i nostri Bar Bianchi, che sono nostri, hanno oltre 80 addetti, incassano 14 milioni di euro in un anno, con 3 milioni abbondanti di presenze. È stata una crescita continua, quello che tengo a sottolineare è una crescita continua, però in sintonia con la distribuzione, mai contro la distribuzione, tant'è che oggi la distribuzione annovera un fatturato che supera i 70 milioni. Quindi è stato un canale straordinario per quello che ho detto, ma forse per avere un'idea di cosa vuol dire la vendita tramite i Bar Bianchi vi do alcuni dati. In una giornata vengono vendute oltre 20 forme di formaggio grana, che vuol dire oltre 6.500 in un anno. Vengono vendute sempre in un giorno oltre 100 forme di formaggi da 6 kg come il Piave, il Montasio e il Latteria, che vuol dire oltre 30.000 forme in un anno, 500 mozzarelle al giorno, oltre 2.000 yogurt. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i giorni 42 quintali di prodotto passano dai nostri punti vendita agli shopper del consumatore. Se ve lo dico in quantità anno, sono 14.000 quintali in un anno. E aggiungo che per i Bar Bianchi che fanno accoglienza, e sono quello di Busche, quello di Sandrino e quello di Rovolon ai piedi dei Colli e Euganei, ecco, per questi valgono anche gli oltre 800 caffè al giorno che facciamo, le 1.800 palline di gelato che vendiamo, e da qualche tempo anche 300 ristorazioni veloci tutti i giorni. Quindi è stato talmente positivo questo andamento che molte volte siamo stati imitati anche con il nome, e allora il marchio che avete visto sarà quello che contraddistinguerà diciamo in seguito i nostri Bar Bianchi. Uno dice perché Longarone?
non è solo Cortina, non è solo l'Olimpiade. Noi avevamo provato, nel momento in cui era partita l'autostrada, con qualche amico ci aveva fatto conoscere qualche ingegnere importante dell'ANAS che purtroppo ha perso la vita qualche tempo dopo, e c'erano delle buone premesse affinché all'interno, nel momento in cui si entrava in autostrada, si potesse lì mettere un presidio dei prodotti del territorio. Quindi è un coso vecchio. Qui abbiamo approfittato di un'asta giudiziaria che a prezzi veramente stracciati ci ha dato la possibilità di accedere a questo, ai famosi 3 archi del ristorante che c'era prima, e ci sono delle motivazioni. Allora, la prima è che con l'autostrada noi avevamo perso completamente o quasi, diciamo, tutto il traffico turistico, se può dettare, scusami, perché mi dà fastidio, tutto il traffico che veniva dal Comenico, dal Cavone, dallo Soldano e anche in parte dall'Agordino, perché una volta al MAS giravano a destra e invece adesso tirano dritto e vanno all'imbocco dell'autostrada. Oltre a questo c'è da tenere presente che c'è una moria importante di negozi tradizionali che utilizzavano solo i nostri prodotti, e non ultimo un sito industriale qui vicino di proporzioni ragguardevoli, sul quale ovviamente noi contiamo. Allora, avete visto sulla destra tutta la nostra squadra. Noi credo che non è che noi abbiamo fatto, perché dobbiamo fare ancora molto, però una parte l'abbiamo fatta. Adesso il successo dipenderà dalle persone che stanno dietro il banco, come ho avuto modo di dire prima. La cortesia, la disponibilità e quant'altro dimostrato in tutti i punti vendita, sono sicuro che ci sarà anche qua. C'è una persona, Olivotti, Igor, che viene da una lunga militanza nei nostri punti vendita e anche in altri punti vendita, e poi ci sono 5 persone locali, quindi qui del territorio. Il Presidente ha fatto un ringraziamento generico, io con piacere scendo un attimo sul particolare. Quindi comincio da chi l'ha messo in piedi, costruzioni dal Ponte, che è un'impresa importante, la Fin Solution, impianti elettrici, Baggio, impianti meccanici, Zanin, arredi interni, Argenta, impianti di refrigerazione. Anitride Design, con i progettisti Nicola De Pellegrini e Giovanni Pez, il project studio associato con il geometra Giampaolo Cetti. Ecco, non riuscirò a nominare tutti, però quello che tengo a dire è che c'è stato un lavoro di squadra straordinario che ha consentito, oltre a mio modo di vedere, un risultato sotto l'aspetto visivo importante, anche il rispetto o quasi dei tempi che c'eravamo dati. Per i fornitori di prodotti, nomino per tutti la Paola Goppion, che oltre che essere presente e che ringrazio, ha generosamente contribuito all'apertura. Ai nostri collaboratori un grazie interno, agli enti e alle associazioni che hanno collaborato, in particolare al sindaco, nonché presidente della provincia, che oltre ad auspicare ha fatto e soprattutto ci auguriamo farà. A chi ha reso possibile questa inaugurazione, ovviamente comprese le forze dell'ordine, alla Regione Veneto, che ha in parte finanziato con PSR questa struttura, ai nostri vicini confinanti, alla stampa che ci segue sempre con simpatia. L'augurio che vi faccio è che si dica tra un po' che era piccolo. Gli scongiuri, troppi complimenti ricevuti in anticipo, di solito erano critiche, scherzi e via, ma chissà. Ecco. L'auspicio è molto semplice, che questo Bar Bianco diventi per la parte alta della provincia un punto di incontro
come è stato il Bar Bianco di Busche, dove si trova il Bar Bianco di Busche, o adesso ormai è consuetudine a San Drigo, dove si troveremo, dove si troveremo, perché non sono improvvisato, dove si troveremo al Bar Bianco di Busche, che sia un punto di identificazione dell'arco bellunese. In ogni caso, lasciatemi dire, la soddisfazione di aver bonificato e, a mio modo di vedere, anche impreziosito un'area, e non voglio dire prima. Infine faccio una considerazione personale che non so perché ho condiviso solo in parte, ma avevo già scritto con l'architetto Nicola De Pellegrini, perché quello che inauguriamo oggi è un manufatto molto diverso da quelli di Busche e da quelli di San Drigo, sia se li guardiamo di per loro o se guardiamo con lo skyline che hanno alle spalle. Questo lo vedo come un blocco di roccia e terra, quasi a riprodurre le montagne che lo circondano, anche a ricordare la storia tragica della valle in cui sorge. Io ho due flessi nella testa, perché c'ero e in parte anche attore di quel terribile 963. La telefonata appena finita la partita di calcio del signor prefetto, che chiedevano a mio padre la possibilità che partissero subito dei rifornimenti di latte fresco per la popolazione, e la vista che si è presentata scendendo dal Durante e guardando questa area. Ecco, anche per questo sono contento che oggi la Busche inauguri qui a Longarone il suo 10° Bar Bianco. Grazie. Bravo.